Un cittadino italiano di origine afghana residente a Padova, Aftab Shinwari, è attualmente bloccato in Iran con la sua famiglia a causa dell'escalation del conflitto con Israele. Lo rende noto la segreteria della CGIL padovana, che riferisce che il 36enne, originario dell'Afghanistan, è da parecchi anni residente in Italia e in possesso della cittadinanza italiana e si trova a Teheran perché, dopo oltre un decennio di impegno e sacrifici, sembrava finalmente giunto il momento di riunirsi alla moglie e ai suoi 4 figli, tutti cittadini afghani, per portarli in Italia. Una situazione ulteriormente aggravata dal fatto che uno dei figli soffre di gravi problemi renali e necessita di urgenti cure mediche non disponibili in loco. La richiesta di visti per i familiari, riferisce la CGIL padovana, era stata presentata all'ambasciata italiana a Teheran e da 10 giorni circa se ne attendeva il rilascio, ma l'attacco di Israele all'Iran ha complicato la situazione. Noi facciamo appello alle istituzioni di comunque vigilare e di dare, come dire, la possibilità non soltanto agli italiani di ritornare, ma anche ai familiari a seguito.